Allora, vediamo un po'. Un attimo solo che controllo che tutto si veda tranquillamente. Qui si vede, qui anche si vede. Per caso, alle volte. Ok, allora si vede tutto. A posto. Allora, buonasera a tutti. Allora, sono andato un pochino avanti oggi, ho fatto giusto qualcosina e esploricchiato un pochino. Mi sono lasciato una cosa da vedere dopo con Gianmarco. Nel frattempo andiamo avanti e vediamo un attimino. Allora, io qui non ho ancora la mappa. Ed ero arrivato un cincinino più avanti. Allora, io qua devo trovare assolutamente la mappa. E qua che c'è? Ehi, calmi. Vieni, vieni, vieni. No, sbagliato, sbagliato. Niente. Ok, qua già ho preso le cose prima. Allora, questa era la strada. Qui potevo girare in due modi. Questa non è una cosa da fare. Possiamo vedere un attimino prima di qua cosa c'è. Ok, allora, un attimo solo che sto aspettando una risposta importante, quindi mi distrarrò per qualche minuto. Ok, di qua non ci sono andato prima. C'è qualcuno o qualcosa? Oh, un altro altare come li ho trovati prima. Questa mo è un'altra cosa buona. Figlia di una terra distante, noi ancora qui abbiamo a lungo atteso. Lega la nostra forza alla tua, salva il futuro del nostro regno infestato. Sì, lega, lega. Lega, lega assolutamente. Abbiamo sbloccato niente poco di meno che passo rapido. Attenzione, tieni premuto RT, scatta a una velocità inaudita. Oi, buonasera quello. Appena sbloccato una nuova abilità. Insegui la preda a grandi balzi. Quindi con RT lo scattino. Ok, proviamo subito. Oh sì, oh assolutamente sì. Ok, a posto, ottimo. Quello hai portato fortuna. Ti ringrazio. Ne ho presa anche un'altra oggi. Ho fatto solo un'oretta di gioco oggi pomeriggio prima di scendere. Ho sbloccato questa. Il lancio del lago. Ecco, questo già ci dà un po' di mobility in più. Fatta in un certo modo. Che cazzo è qua sotto? Scusi, lei è? Ehi, 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 ehi. Dai, per piacere. Per il resto tutto bene, quello? Aglia, ehi. Allora, qui ci apriamo un bel passaggio. E qua la mappa, come al solito, non ce l'abbiamo ancora. Oh sì, che bello andare più veloce. Ho iniziato proprio da pochissimo. Marco già è venuto e di là mi ho occupato un attimo con i ragazzi per la run che stanno facendo. Ho detto io inizio a giocare un po' a Silksong, poi vediamo un attimino dopo come fare andare avanti il tutto. Sbloccato già delle quest, delle piccole cosine da fare. Ho fatto due boss. Loro ne dobbiamo trovare 5. Ne ho già trovati 3. Dopo ci andiamo a consegnare questa qua delle bacche e dobbiamo prendere i pezzi di indumenti da alcuni nemici. Allora, vediamo a sto punto sotto di qua dove spawniamo. Ho fatto un pochino esplorato, guarda, ti dico perché, ecco, ci abbiamo la mappa. Ho dato una pulitina alle zone che abbiamo visto ieri, pure la zona principale, questa qua qui, non so se si vede il mouse.
in live. Aspetta, sì, ok. Mi sono rifatto un attimo questa zona qui, Grotta Muschio. Ho trovato una stanzina segreta con un paio di risorse. Ho fatto un paio di queste e di situazioni qui e sono andato un pochino avanti. C'ho altre zone da fare, c'ho questa da consegnare e pian piano si sta portando avanti pure il villaggetto. Ma sto andando proprio con calma e tranquillità. Allora, ecco, visto che questo è giusto il riposo, perdonatemi, sapete, non mi piace farlo in live, ma c'ho un messaggio urgentissimo da leggere che mi è arrivato adesso. Devo capire se è una cosa buona o cattiva. Aspettate un attimo. Aspetta il microfono. Ok, si era anche spento il microfono. A posto, un attimo soltanto. Allora, Martì, io sto leggendo il messaggio, io mo sto pure in live, però rispondo, ho pure avvisato in live, non ci sono problemi. Martì, per come mi avevi detto tu, per questo le parole sono importanti. Tu mi hai detto sta cosa dei 3.000 euro non è obbligatoria, ma se ci sono meglio. Un conto è così, un conto è ci sono i soldi sul conto, finanziamento approvato, non ci sono i soldi sul conto, finanziamento bocciato. Quindi, prima che leggo il resto, vi devi far capire al 101% sta situazione. Che io mi sono mosso, te lo dico tranquillamente, è una cosa secondaria che se arriva ci aiuta, se non arriva non ci sono problemi, perché se no mi sarei mosso in maniera completamente diversa. Quindi cortesemente mi dici adesso se sti 3.000 euro sono obbligatori oppure no, che non ci sto a capire più niente. Salve Francesco, dimmi. Dite. Che è successo? France? Non sei mutato? Io ho solo un microfono davanti ed è spento. Non capisco da dove sta arrivando l'audio. No, no, ti ringrazio. Ti ringrazio. Il problema è che non so da quale fonte audio sta arrivando il tutto, quindi grazie che me l'hai segnalato. Grazie mille. C'è anche il voice reveal di Francesco. Grazie che mi ha avvisato, Francesco. Ragazzi, non so da dove sta arrivando l'audio, giuro. Aspettate un attimo. Prova. Ok, perdonatemi. Io ho l'altro microfono addirittura che è spento. Il microfono del portatile che era spento, non ho capito il cazzo di audio da dove se l'è preso. Allora, sì, ragazzi, dobbiamo trovare 3.000 euro per il negozio per garantirci il finanziamento. Ecco, riassunto delle puntate precedenti. Quindi se conoscete qualcuno che ha 3.000 euro a portata di mano, presentatacelo e vediamo un attimino di fare andare avanti la cosa. Allora, di qua. Aspettate che rimetto la chat.
Diciamo che sono mancato un paio di giorni a casa, il computer e tutto è stato completamente spento, l'ho soltanto riacceso, ma sto avendo più problemi di prima e non capisco da cosa sia causato. Ok, ma questa è una zona nuova. Il problema è che io devo trovare Mastra Cartara di nuovo. Piattafonde. E c'è un pezzo di maschera là dietro. Ottimo. No, il problema sarà arrivare dall'altro lato. Cioè, ma tu lo stai giocando Silksong o non è nelle tue corde? Mm. No, devo fare lo giro da dietro. Top. Ah, ok, ok. Oh no, i cicciotti volanti. Allora, un po' di perline sono perse, ma non fa niente. Non vede da sopra. Allora, aspettate, un altro messaggio. Ehi, ehi, vedi là. Però qua, difatti, torniamo nella zona di prima, quindi posso aprire un attimino il cancellino qui. Ah no, qui c'era questo da sbloccare. Ok, tu iniziate ad andare di là. Ok, ehi, ehi, in base al pulsante dove premi, ok. Allora, quindi possiamo andare di qua e posso vedere di andare in quell'apertura in alto a destra, forse? Siamo pure per il villaggio, vediamo se c'è qualche quest nuova o qualcos'altro da fare. Non c'è l'audio del gioco. Ma che cazzo sta di... Ma perché ogni giorno un problema? Non ce la faccio più. Porca la puttana, ieri sera l'abbiamo fatto. Io ho spento il computer, ci sono le stesse impostazioni di ieri e non si sente. Cioè, davvero, non so, mi cadono le braccia. Oltre che i coglioni. Allora, facciamo così. Facciamo così. Si aggancia il video, ma non si aggancia all'audio. Quello tu eri presente ieri, c'era pure l'audio nel gioco. Quindi se una persona non muove le impostazioni nel giro di 24 ore, dovrebbe funzionare così come ha funzionato il giorno prima, ma non so perché non si sta prendendo l'audio. Vedo se ti posso fottere io in qualche modo. Ogni giorno un problema, veramente mi sono rotto i coglioni. Io non riesco a capire perché non c'è l'audio. Io mo tolgo tutto dalla scena e gliela rimetto dal principio. Puttana troia, uno si impegna pure per cercare di fare una cosa bene, sempre i problemi contro, sempre. Perdonate lo sfogo, ma è una rottura di cazzo, ragazzi. E mo adesso funziona. Ok, a posto. Ragazzi, mo sentite l'audio? Io mi sa che domani, dopo aver risolto alcune cose di lavoro e quant'altro, mi ristallo di nuovo OBS perché le ultime versioni di Meld stanno andando, perdonate il gioco di parole, di Merd. Non ci ha mai dato tutti questi problemi. Ultimamente mi sa che devo ricambiare programma per lo streaming.
Ok, grazie mille, quello. No, di qua è chiuso e dobbiamo fare il giro, quindi dovrebbe essere dall'altro lato. Allora mo torniamo un attimo al villaggio prima. No, ma aspetta, aspetta, aspetta. Bisogna andare avanti e sbloccare il teletrasporto. No, no, mo ho risolto. Ho isolato tutte le tracce audio, ho messo solo direttamente questo qua. Questa è un'altra cosa che pure non capisco. Sono tante le cose che non capisco in generale. Questa qua oggi un pochettino in più. Allora, questa è la zona dove già siamo stati. Quindi mi conviene tornare di qua e continuare ad esplorare verso destra. Gracchia tutto. Vedete adesso come va? Dimmi se adesso gracchia, se fa ancora casini o quant'altro. Domani si cambia ufficialmente software per le live, perché non posso avere rotture di coglioni e fare figura di merda. Se un programma funziona, funziona anche dopo 24 ore che l'hai utilizzato. E sai qual è la cosa? Quello, io non so davvero cosa possa essere. È lo stesso microfono, con lo stesso programma e le stesse impostazioni che c'erano ieri. Io posso provare a prendere l'altro microfono, ma non è che posso fare... No, per te quello sia chiaro. Non posso fare questo tutte le sere che stiamo avendo problemi su ogni singola cosa. Poi c'è ancora il problema dell'audio che mi deve far capire il computer prima da dove se l'è preso, però va bene così. Ma ho cambiato microfono, ho messo l'altro. Ditemi se va meglio questo. Addirittura due. Allora, là c'è una panchina, c'era un'altra zona più là, va un po' meglio. Stesso microfono dell'altro. Va bene. Meno male che ho pazienza, che sarebbe una di quelle situazioni dove manderei tutto a fanculo e avrei staccato la live, vi dico la verità. Però ho imparato a tenere la calma e la tranquillità e affrontare le cose per quanto possibile. Però i coglioni si stanno spracanando. Io prima di qua non sono andato perché ho fatto la boss fight. No, qui dentro ero entrato e ho preso giusto qualcosina. Quindi continuiamo da qua. Ok, qui c'era la mezza boss fight di prima. Qui ci sono sti cosini qua da saltarci sopra. O domani mattina mi metto e provo un altro programma per lo streaming. Il problema, lo dico tranquillamente, ho provato pure a contattare, ho parlato tramite il supporto di Meld. Diciamo che ho risolto io direttamente il problema che le live non apparivano in video. Quindi a sto punto, troppi problemi, si cambia software. E là. Ora il nervosismo non mi sta facendo concentrare. Ok, di qua ci sono andato prima. Sì, qui sopra era dove c'era l'altra voce, ok. Allora, di qua è una strada dritta, però c'erano alcune cose che dovevo prendere, aspetta. Fammi passare, non rompere i coglioni. Di qua prima c'era un altro oggetto e l'ho preso. Sono andato letteralmente in faccia. Tegale Show. Tegale Show si traduce in
Signorina, c'ha la mappa nuova per piacere. Oh, però c'ha altri oggetti. Aspetta, questi prima non c'erano, che ho acquistato tutte le la seconda mappa e gli altri oggetti che aveva. Molti insetti di longitela vendono oggetti apparecchi utili. Faresti bene a segnarti le loro posizioni con queste puntine. Queste puntine segneranno i mercanti sulla tua mappa e ci servono. Segnalini anello. Puoi usarlo per segnare luoghi importanti o promemoria sulla tua mappa. Dovrei avere un rosario. Tutti i fan di Hollow Knight e poi è quello a cui non piace che sa le cose. No, ma io lo ammetto di essere un fan, ma non sono tanto azzeccato e appiccicato nel ricordarmi ogni singola cosa. Quindi se era una situazione non l'ho colta. Però sono un fan di Hollow Knight, non sono un azzeccato di Hollow Knight né mi permetto di dire di conoscere tutta la lore e quant'altro. Attenzione, è una bella differenza, Francesco. Qualcosina. Ah, faccio tu cazzo, 120? Affare fatto. Accettiamo. Prendiamo tutti e due. E via. Io ho finito il primo prima che venissero aggiunti gli ultimi pezzi tramite i vari aggiornamenti gratuiti e quant'altro e ammetto di non averlo più ripreso, quindi alcune cose non le ho mai fatte effettivamente. Per me, per quanto stressanti possano essere i Metroidvania, rilassano. Allora, qui c'era una cosa dove volevo provare ad arrivare. Ecco qua. No. Su, collo. Meno uno. Ehi, ehi, ehi. Vieni. Sorella. You know sister. Fa niente. Suca. Sopra già ci sono andato. Ci sono le trappole. Eccola là. Meno perché mi scordo le cose e mi innervosisco. France, per te posso immaginarlo. No, a me riuscire, pure perdendo un casino di volte, pure a fare figure di me, mettiamola così. Però poi quel fatto che prima o poi ci riesci a fare le cose a me rilassa. Poi sono particolare, sono strano, questo è un discorso mio. Allora, io di base, oggi pomeriggio ho fatto tutta sta zona qua. Sono sceso giù e poi ho staccato. Dovrei esplorare la zona di qua. Salve. Oh no! Vieni, 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 vieni. Bravissimo. Vieni. Oh, attacco lungo, attenzione. Suca, suca, suca. Vediamoci un attimo. Ho raggiunto il massimo delle schegge ottenibili. Io mi sto divertendo con il mio Kingdom Come Deliverance 2 30 ore in 2 giorni. Devo ancora iniziare il primo, pensa un po'. Pensa un po'. Qua con qualche potenziamento si può salire in alto, ma sarà per un'altra occasione. Tu che c'avevi qua? Medaglione del ricordo. Attenzione, cimelio contenente un ricordo prezioso, utilizzabile per espandere un emblema. Puoi espandere emblemi nel pannello emblema del menu. Al momento, diciamo, equipaggiare tutti e due quelli gialli. Questo ci fa prendere più schegge. Schegge già sto al massimo. Ok. Ok, al massimo 2 per ogni categoria. Ok. Allora, al momento me lo tengo.
No, Francesco, se tu mi dici non farlo perché ti stai divertendo e c'è pieno di situazioni di un certo tipo, io lo faccio. O meglio, se ti vuoi fare male, giocalo il primo, ma è veramente un gioco difficile da te dire. Il secondo è gestito meglio, se ne... Parliamoci chiaramente, se ne scende più con tranquillità. No, qua è giustamente la prima volta che dobbiamo scalare noi. Qua è dove eravamo prima. Devo vedere di salire là sopra là, aspettate. Ecco qua, uno. Che l'avevo fatto pure prima, solo poi per scendere ho dovuto scappare. Allora, no, forse è da andare più in alto. No. È là. Allora, momento. Ragazzi, sono un novizio all'inizio del gioco, eh. Ok. Ok. Come Dragon Dog, ma il secondo è talmente tanto meglio del primo che il primo, se prima te lo accollato di più, ora non ha più senso accollarselo. C'è un riassunto delle puntate precedenti, Francesco, nel secondo, così da capire la storia e tutto? No, mi serve un doppio salto a prendere lo slancio da là, però se ci sono i cosi in sequenza là vuol dire che si potrebbe riuscire ad andare. Devo solo imparare io a muovere meglio il personaggio. No, devo farlo un pochino prima. Che se anche faccio lo slancio, poi con l'attacco verso il basso. No, cambio. Provo ad andare prima giù allora. Se c'è il riassunto, faccio direttamente il secondo. Che io poi l'ho visto da Redez e Sinergo. E alcune cose ho visto sì che è non pesante, ma facilmente che ti rompe e mi romperebbe di sicuro i coglioni. Quindi se almeno si capisce la storia, i punti principali all'inizio del secondo, a me va bene anche così. Allora, qui c'è il doppio salto. Però io qua posso mettere le cose. Io posso mettere le cose. Posso mettere le cose. Allora, poi ci mettiamo il segnalino questo qui per ricordarci della cosa. Qui c'è l'usasso. Allora, di qua è chiuso. Devo esplorare sta zona e trovare il passaggio oppure c'era nella zona principale la zona in alto a sinistra dove si poteva andare. Quindi calcolando che ci ha sbloccato pure il dash. Ok, ma cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. No, di qua si torna indietro dall'altra parte, dobbiamo andare per forza di qua. Ecco, Francesco, questo mo è il primo momento. Dove cazzo dobbiamo andare adesso? Una semplice domanda, una pura formalità. Allora. Vediamo un attimo prima di qua. Ok, proviamo a vedere un attimo. Qui non c'era nient'altro. Io sento... Ah, c'è lui che stava lavorando qua, ok. Allora.
Di qua non sono andato proprio, è vero che poi sono tornato indietro. Attenzione. Attenzione, zona nuova abbiamo risolto. Io per questo lo voglio fare pure in live, Francesco, proprio perché così qualche anima buona che mi ricorda le cosine, qualcuno che mi dice imbecille ti sei dimenticato qua, piano piano ce lo portiamo a casa. Allora, destra o sinistra, dove andiamo? Decidete voi il percorso. Tanto io mi organizzo le cose e non succedono, quindi a sto punto tanto vale. Consigliatemi voi il percorso e via. Ci sono due strade disponibili. Possiamo andare a destra, di qua in questa porta, o qua a sinistra in quest'altra porta. Ditemi voi dove devo andare. Magari troviamo, c'è un potenziamento grosso a sinistra, ma noi andiamo a destra. A sto punto è tutto da esplorare. Dobbiamo esplorare quindi dove vogliamo muoverci. Sinistra. Vada per sinistra. Quello già sei arrivato tu prima e io ho sbloccato l'abilità, quindi lascia fare. Salve. Qui era dove era la maschera. Qui aspetta, torniamo nella zona di prima. Questo è quello che abbiamo affrontato prima, sì. Qua è nella zona dell'antro. Ok, no, allora dobbiamo andare a destra. Però, io non vorrei che ci sia un passaggio segreto da qualche parte per prendere la maschera. Non penso, non credo. No. Però si deve fare il giro da sopra, forse. Questo è uno dei cerchi come ha lanciato la cartografa prima. Ehi, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non lanciare le bombe. Ok, ci conviene fare soldini perché c'è lei con le mappe. Ma dobbiamo solo trovare dov'è. Allora, di qua niente. Qua niente. No, lei è sotto, che non si sente più cantare. Devo per forza trovare prima lei che dobbiamo comprare la mappa. Eccola qua. Salve, donzella. Il problema è che quando tu inizierai ad attaccare, c'è stata una scena che non vi posso far vedere in live, che praticamente durante una stanza con vari nemici che entravano di continuo, è apparsa pure lei e ha iniziato ad attaccare i nemici. Credo che quando lei si attiverà come boss fight per qualche motivo, sperando che ci sia come boss fight, sarà una rottura di coglioni non indifferente. Velocissima e con questi cerchi che lancia, un attimino molto pericoloso. Ecco qua, mappa delle piattaponde. Ok, a posto. Ok, almeno abbiamo una mappa generale. Appena troviamo una panchina la giorno. Ho preso già tutti i potenziamenti nelle altre zone. Spoiler, cioè, non avevo dubbi. Non avevo proprio dubbi. Si presta proprio da fight opzionale, speciale e difficile. Va bene così.
Ho scelto di giocare a questo gioco, devo accettare le parti belle e tranquille e le parti impegnative. Ecco, che cos'abbiamo qua? Inserire 50 grani? Guarda, io non vorrei dire, ne abbiamo giusto 50. Così abbiamo attivato il teletrasporto. Allora, quello ti ricordi quell'essere grosso che avevamo trovato nelle ragnatele ieri? Con l'abilità del lancio del lago sono riuscito a liberarlo. Allora, c'è stato un po' di imbarazzo e casino all'inizio perché ci siamo presi un attimo a botte. Ci sono state proprio le botte pesanti. Però una volta che ci siamo un attimino chiariti, lui ci fa da trasporto per punti dove già siamo stati. Ce ne siamo date di santa ragione, ci ho messo 2 o 3 tentativi. Però poi ecco, una volta che abbiamo appianato le nostre divergenze, lui ci dà una mano. A posto così. Ho comprato il pezzo di metallo che vendeva il personaggio qui e ne ho anche trovato un altro in giro per la mappa. Lui qui, quello che stava martellando, ha fatto la bacheca delle quest, chiamiamola così, o come vengono chiamate nel gioco i compiti. Li sto portando avanti. Penso che se ne aggiungeranno altre. Sento addirittura il martello da qualche parte. Poi già sta costruendo qualcosa dietro, perché una delle quest era dammi 200 materiali per mettere a posto il villaggio. Glieli ho dati. Allora, c'è tutta la zona qui in alto a sinistra, però io mo vorrei fare prima una cosa. Facciamo aggiornare la mappa qua. C'è un esserino qua sopra con un frutto raro che serve per una delle queste, solo che sta in una brutta situazione e non riesco a prenderlo. Vedete se con il dash adesso e i pugnali se riesco a fare qualcosa. Ok. Un colpo l'hai preso. Vediamo se riesco a prendere bene la mira. Quindi piano piano la mappa e tutto stiamo riuscendo ad andare avanti. Ma lui dov'è il pezzettino di merda? Stronzolo? Vieni. Vieni. Suca e vaffanculo. Ok, allora a questo punto andiamo a consegnare la bacca muschio, che tanto è qua vicino. Dovrebbe essere quel puntino che ho messo sopra la scritta antro. Quindi se noi saliamo di qua, ce ne andiamo di qua belli tranquilli. Ce ne torniamo di qua. Posso anche esplorare la zona qui. Ok. Allora, sopra di qua. Ah, così ci facciamo anche un pochettino la quest degli indumenti da recuperare. Ok. No, quello che mi serve trovare è un fabbro. Così anche per capire quanti pezzi di metallo dobbiamo un attimino prepararci per poter un attimino fare il primo potenziamento del lago. No. No, però potrebbe essere fattibile. Allora, dai, dai che sei fatto apposta. Non ancora. Aglia. Qua abbiamo preso tutto.
Mi sembra che lui fosse nella zona di qua. Vai, quello, non ti preoccupare. Tanto mi trovi qua a bestemmiare pure dopo, tranquillamente. Ciao. Ok. Sì, eri proprio tu. Allora, tu volevi le bacche spronche. Sì, prendi le bacche muschio. Mm, cosa ci dai? Che cosa hai avuto come visioni? Raccolta di bacche, desiderio esaurito. Amuleto di noi druidi. Occhio di druido. Amuleto protettivo fatto di bacche muschio. Se chi lo indossa subisce danni, l'amuleto piange un elisir verde che si coagula in seta. E io ti parlo per vedere se vuoi altre bacche muschio. Ok, quante ne vuoi? Ti do pure quell'altra che abbiamo preso, vai. Capa di cazzo, 80 grani. Accetto proprio volentieri, guarda. Allora, ci equipaggiamo questo. A sto punto, vedete se riesco ad andare dall'altro lato. Oh, di qua già ci sono stato. No, vieni di qua. A questi ce ne mancano due soltanto, ok. Vabbè, qua niente. Vediamo un attimino di qua. Ok, almeno adesso sono riuscito ad andare dall'altro lato. Ok, quindi possiamo vedere qualcosina di qua. Allora, boss. Ehi. Oh no, Giovanni la talpa. No, perché Giovanni? No. Scendi giù. Cazzo, sciotta l'acido. Porca la puttana. Ok, dobbiamo andare a recuperare tutto. Sono uno. Ce ne serve soltanto un altro. Noi ci iniziamo a recuperare un po' di seta per dopo. Allora. Ok, presi tutti. Desiderio aggiornato, quindi adesso penso che glieli devo riportare direttamente al villaggio. Consegna gli sciogli consunti all'albo dei desideri di Bossoviano e prendi la ricompensa. Ok. Allora. Ora io rientro, prendo le cose e provo ad uscire. Arrivederci. Arrivederci,
Aspetta, 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 aspetta. Non ti devo uccidere. Soltanto vedere di passare un attimino qua con calma. Cazzo che male. Però se riusciamo ad eliminarlo, e qui è dove serve la chiave. Ok, ok, ok. Allora, fermi tutti, mani in alto. Esamina. Vecchio portale in pietra con una serratura semplice. Lì c'è una chiave semplice. Ci prendiamo, ci prendiamo. Segnalino questo qua. Ce lo cicciamo qua. Ci ricordiamo che qua c'è qualcosa di importante. Allora, vediamo giù cosa riusciamo a trovare. Allora, qua c'è un passaggio segreto. E c'è una parte di maschera, vieni qua. Questo è buono. E ne servono 4, ok. Ok. Frammento di un'antica maschera indossata per proteggersi dal male. Completa una maschera per rinforzare il carapace e proteggerti dai danni. Allora, un attimo soltanto che mi è arrivato un messaggio. Ah, ok. Ok. Allora, aspettate solo un attimo. Ok, a posto. Allora, vediamo un po'. Questo è l'altro oggetto che ho trovato oggi. Allora, di qua dobbiamo tornare solo indietro. Per adesso sappiamo dove usare la chiave e un pezzo di maschera l'abbiamo pure preso. Allora, dopo io a te ti devo rompere il culo. Se è proprio una cosa, un attimino, ci mettiamo un attimino d'accordo su come. Quindi ci rivedremo con calma. Allora, posso vedere di scendere giù lato sinistro. Già questo va più che bene. C'era qualcosa là in alto. C'era qualcosa là in alto. Allora, iniziamo a riposare. Così si segna per un attimino il tutto. Ah no, là c'era la mappa nuova, è vero.
Allora, questo consegnato. Collana di grani, ok. Vediamo un po' da te che cosa possiamo comprare. Questo è per i grani, 120 e non sarebbe male. Questa è la chiave, 500. Questo come investimento, così non si perdono quando cadono un attimino tutti in giro. Lo faccio. Solo che sei un giallo, quindi io ti sblocco qua. Siamo 1 e 1, 2, a posto così. Allora, a questo punto ce ne torniamo nella nuova zona. Scusa se stava a fare il riposino, però dobbiamo andare un attimino avanti. Allora, ma dobbiamo continuare di qua. Allora, vediamo prima di qua. Ok. C'è tanta segretezza. Salve, signor Jammox. Signor Jammox, si accomodi che la serata è lunga e difficile. Lunga e difficile. Sì, sì. Microfoni che non andavano. Di solito. Ho mandato un messaggio a Martina, volevo farlo privato. Microfono spento, ma i ragazzi mi sentivano in live. Non so, Gianmarco. Funzionamento particolare. No, non so questa cosa. Di vincere. Mi ha chiamato il signor Francescone che è presente in live. Ah! Mamma, saluto un messaggio. E infatti mo ho letto, che non avevo visto che c'era anche tu. Ciao, bell'uomo, anche io lui l'ho sentito oggi pomeriggio, perché stavo morendo in live di sonno. In live, sì, vabbè. Gianmarco, ho detto se vuoi fare le live quando io non ci sono, ti do il contatto e ti do il portatile e tu le fai. Dell'acqua. Allora c'è una signorina qui. Rodolololo. Salve. Ah, tu sei una boss fight, va bene. Merletta. Fai di ferro? Fai di contrattacco? No, perché gli vai addosso, Vincenzo, perché... Suca. No, ehi. Sì, Zoro è uscito. Sì. Ehi. No, no.
Succa. Mossa finale ha funzionato al momento giusto. A posto? No, dai, mi stavo divertendo, vieni qua. Già, se n'è andato. Sconfiggi Merletta nelle piattaforme. Comunque mi ha detto Francesco oggi che hanno messo il crossplay sul rematch. A posto, allora lo posso riscaricare. Il bello è che l'altro ieri avevano detto il crossplay rimandato, non ci assilate più su quando esce perché stiamo avendo problemi. Ma Giamma, L'importante l'importante è il risultato. Sicuramente. Quindi niente, mo magari possiamo anche, quando c'è Francesco la sera possiamo farci anche... Sì, Francesco, a qualche questo punto lo voglio rimacciata. fare online con voi. Che ci ho provato una volta da solo. No, voi in tre ci divertiamo. Ho trovato due personaggi non tanto piacenti e piaciosi, quindi ho detto no, grazie. Devo scaricare bene. Ok, allora domani vedo di scaricarlo. La campana, la panchina. No. Allora, Gianmarco, ti aggiorno sullo stato attuale. Dimmi, vi sceglie. Anzitutto ho sbloccato secondo set di oggetti Sì. e ho acquistato anche il raccogli monete marroncine, quelle che più ci servono. Ah. Ho preso un potenziamento che è una sorta di scudo, mettiamola così, perché ho portato le bacche, coltelli da lancio che si ricaricano con le schegge. Ok. Poi cos'altro ho sbloccato? Ho trovato un paio di oggetti e ho preso due minerali. Ok. La chiave che vedemmo ieri nel negozio, quella che costa 500, quella si chiama chiave semplice. Ho trovato un portone e dice c'ha una serratura semplice. Secondo me ci andrà la chiave semplice. allora qua siamo riusciti ad andare avanti. Come abilità ho sbloccato il lancio del lago, mettiamola così, e fa un male boia. Vedi? Campiermi. Ok. Si usa con la barra questa qui, che è quella per la seta, che è quella anche per fare l'abilità per recuperare l'energia. Ho trovato un pezzo di maschera. Allora, di qua a questo punto non c'ho la mappa. Aia, tua sorella. Posso fare il furbo. Oh sì, aspetta, qui c'è lei con le mappe. Sì, 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 sì. Ok, dovrebbe essere qui vicino. Questo non è tuo, mi sa. Sì, 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 è il mio. Quello che mi sono portato da lì. Ah. E avevo preso il box con le cartine e l'accendino perché la batteria era chiusa. Lo Sprendex, vedi, dovrebbe essere lì sopra. Il villaggio mi sta là. Ah sì, stava in stanza di Giuseppe, è vero. Torno subito. Va bene. Per i geyser qui ci vuole qualche potenziamento per risalire verso l'alto. Eccoti qua, salve carissimo. Dacci la mappa. Mappa dei campi ermi, 50. A posto così. C'era solo quel potenziamento lì che non ho preso. Allora, lei deve essere segnata perché lì c'è... No, quello dei negozi poi già l'ho preso, ok. Andiamo di qua. Vabbè.
Allora, tu là dietro, fermo, non ti devi muovere assolutamente. Fermati, No, no, non si può. fermati Non si può. Non si può mai muovere. adesso. No, non c'è grave. Il problema è se c'è qualche fratello suo o qualche cugino anche. Ah. Mm. No, e tu giustamente non ti aggrappi lì. Aspetta che sono morto, aspetta che sono morto. Qua già siete belli duretti. Di qua non è ancora. Ci dobbiamo andare ancora di qua. No, che anche se gli vado addosso non si aggrappa in automatico. Ok. Allora, di qua la missione non è andata a buon punto. Tu sempre fermo, mi raccomando, non ti muovere da là, che stai benissimo così. No, bisogna andare obbligatoriamente avanti, che non posso tornare indietro. Allora, avanti, poi. Quindi c'è del potenziometro qui. Ok. Lo proviamolo a fare in un altro modo. Aspetta, ho capito, però come un deficiente mi sono buttato giù. Come? Frank. Frank Castle. No, anche se li attacco non ci rimbalzo sopra, quindi devo andare normale di qua. Bella combo sinistra-destra rotoloni. Il pulsante per fare protolone qual è, mo? Che cos'è? Share, forse? Tasto share? Ok, entra nella tenda misteriosa. Salve. Allora, intanto ci possiamo riposare qua e questa è cosa buona. Poi, mi scusi, lei è? Lei è la sarta. Yannara, No. che scommel. Ok. Madon. Madonna. C'ho qualcosa con cui potrà aiutarci. Dirigiti verso le caverne oltre casa mia. Gli insetti là dentro producono un aculeo straordinario, flessibile ma robusto. Sia. Raccogli i loro aculei, torna da me e in poco tempo trasformerò il tuo vecchio mantello in qualcosa di molto più svolazzante. Mm. Ok, assolutamente. Che scommel. Ci possiamo anche prendere i geyser e andare verso l'alto. Ok. No, no, tranquilla, tranquilla. Quanti ne dobbiamo prendere? 25. A posto. Allora, noi, signor Geyser, ci vediamo dopo. Scusami. Sa che siete voi. Sì, ok. Sono questi qua. Ah, pure quelli che fanno cadere possono essere presi. Ok, allora subito si fa. A posto. Non è uno, due, Cose tre. base, Ok, va bene. Disca, giusta, rotolone. Pure i danni, però almeno. Perché fanno i versi di Francesco? Magari Francesco ha fatto il doppiatore per il gioco e non ce l'ha ancora detto. Potrebbe essere anche questa cosa qui, eh. Quello è un uomo dalle 1000 risorse. Dalle 1000 facce, dai 1000 volti, dalle 1000 voci. Le mille cazzi. Le cazzi, ma adesso non so. Allora.
momento ne abbiamo 7. Ok, approfittiamo per un attimo 1000 per risorse esplorare. e 0 lavoro. Vabbè. Francesca, la telefonata l'hai sentita prima, quindi Marco, siamo torna a tutti nella pascolare stessa cazzi. baraonda. Ciao Regan, buonasera. anche Bonsoir, a te. Regan. Ma perché devo andare a pascolare cazzi? Ma non ho capito Oh, questa può cosa. essere una professione. Sì, ma perché ce l'ha con me, mo, Regan? Non sto Quindi capendo. per pascolare cazzi dovresti portare a spasso dei pornoattori Sì, e portarli in gita da qualche parte. ragazzi, a 100 sub io e Rocco Siffredi faremo questa cosa. Lo contatto e ci mettiamo d'accordo. Regan Fiscialletto. Oh cazzo, qua Francesco mi sta difendendo. Questo è un attacco frontale, attenzione. Porca troia, Francesco che mi difende. Francesco che ti difende, aspetta. Aspetta, Non dice già Mox suca, pezzo di merda, Aspetta. devi morire. Guarda, non diciamo sempre. aspetta un attimo. Qua sempre alla fine. Francesco e difendere sono due parole che non so se stanno nello stesso vocabolario, capito? Cago i divani All'occorrenza. Io ti difendo sempre quando c'è da difenderti. Io devo essere sempre difeso, Francesco. Io non sbaglio mai. Succede semplicemente poco spesso. C'hai la mamma A casa. a casa. La povera donna. Vaffanculo. Almeno uno avrei voluto un attimino prenderlo, eh. Grazie mille, gioco gentilissimo come sempre. Almeno su 2. Qua ne abbiamo Comunque buonasera a giocati. tutti. Buonasera un cazzo, Regan, a fanculo. Sto bastardo. Cazzo, ragazzi. Preso a culo 16, ok. Erano da darne 25, ok. Salve. Passaggi segreti, qualcosina di bello, no, eh? Però mo qua adesso apre il pontol. Seta canzone come mi sembra. Questa canzone è stupendo, questa canzone. Vabbè. Questa canzone è molto bello. Vado in italiano non si può sentire. Siamo ancora nella fase iniziale di boss e nemici abbastanza calmi e tranquilli, ma a breve inizieranno i problemi, quelli grossi. Non so come ce ne usciremo. Ok, ho preso un altro paio. Mi serve qualche nemico giovane e tranquillo per farmare un po' di seta. Tiene a dirti, davvero bello. Senti davvero di essere fatto di seta e ci sono effettivamente numerose canzoni. Quindi sbron, Va bene. ci sta. Quindi Silk Song, seta e canzone. Francesco ha ragione. Strano. È già sta cosa, capito? Strano. È strana sta cosa. L'ultima volta che qualcuno ha Infatti, detto 25. questo ha ragione, un noto pittore austriaco ha sterminato numerose persone in un periodo storico ben noto. Per dirvi, per dirvi. Dove usciamo qua? Non penso, Francesco, che tu non pensi, l'avevamo capito. Questa è già una cosa che No. avevamo appurato, Francesco, già la sapevamo questa cosa. Eh? Allora, signorina, le abbiamo portati tutto il lag che voleva. Mo' ci fai un bel mantello alla Batman svolazzante? Prego, Sì. prenda gli aculi. Io sono Gianmarco, la mamma puttana delle diretti, ma perché? Ma perché tutta questa cattiveria nei confronti di Che t'ha fatto Gianmarco mia e di mamma? sua mamma, soprattutto? Com'è? Cioè, Allora, vabbè. questo è il mantello mistico della fede setosa. No, Mantello del no, nomade, vabbè, ci ho provato. Forse un giorno indovinerò un nome così. così. Allora, allarga il mantello per cavalcare venti forti o planare. Diversi mesi fa mi ha detto mandato a fanculo. Francesco, che vuol dire mi ha detto mandato a fanculo in italiano? Spiega un po'. Ok, puoi fare altro?
Vabbè, vuoi collaborare, ma non... Ok, perché non me ne vuoi fare andare? Hasbin? Ok. Ah. Bembido, lelos. Antiche tessitrici, ok. Megina Fora. Sono seta simile alla mia, catturi carapaci di coloro che percorrono le strade. Kescommel. Poi già ci sono state visioni e cose un pochino particolari, eh. Attenti all'insetto perforzante. Va bene, Vabbè, staremo dobbiamo vedere di attenti. tornare qua in modo tale da risolvere il tutto. Quindi adesso si plana Oh. e si cavalca l'onda. Posto. Se vi prende, vi spana il culo e urla a letto! Non Non credo. so, fra... Non c'ero. La ragazza è smile. No, ma devo tornare indietro, ma voglio vedere... No, non riesco ad arrivare ancora. Là, forse doppio sprint servirà. Allora, tutta la zona lì esplorata e lì c'era un portone chiuso. Ma possiamo tornare indietro da qua. Ora devo aggiungere anche questa alle abilità che posso utilizzare. Fermo, tu non ti... No, no. Ma mo stavo dicendo non ti muovere. Ma ti ho detto che si muoveva già, ma... quarto coro. Quarto grado. Quarto Quarto potere. grado. Quattro mani. No. Suca. Aglia. Questo ha fatto male. Due. Questo ha fatto male ancora di più. Dai, che ricarico per l'energia, dai. Ehi, fermo. Ti abbassi per favore? Capisci? Mi sei incazzato Gianmarco? Sì. Si è incazzato. Suca. Wow. Sto, ti faccio pure male un pochino di più. Qui, fermo. Rotto i coglioni. Suca. Vai giù, vai giù. Oh no, Gianmarco si è incazzato ancora di più. Questo è un problema. Ho detto su un video che esce con la Deluxe che lui è ispirato a Gianluigi Nuzzi. Non lo conosco Regen, ma non so se questo mecha coso sia Aspetta, ispirato. aspetta. Oh, ti è piaciuto il bottone? Ti è piaciuto il bottone in No, alto, in eh? generale sono sinceramente molto bravi con le sa. Che cosa ci dà? L'ho visto di sfuggita, quindi fortunatamente che ne ho Grazie a un approfittato. venditore, che cosa ci dà? No, diciamo che abbiamo la strada libera per potercene andare. Vabbè, una piccola ricompensa ma la potevi dare. Vabbè, abbiamo preso l'abilità nuova, dai. No, Dai. sì, dammi un amuletino. Dai. Però voglio vedere se c'è qualcosa a destra. Aspetta, lo vedi, lo vedi, lo vedi? Vieni qua che adesso abbiamo anche la calamita. Eccellente. Ok. Anche questo al first try, qualche cosa di buono ogni tanto, a quanto pare, ci riesco anche io. Questo però va un attimino rotto. Ok. Questa mo è tutta zona nuova. Allora, andiamo a vedere di qua cosa c'è. Salve. Teletrasporto. Panca. Panca. Ma sblocco con piacere. Nota tutto, mi raccomando.
La mappa si sta formando. È una spesa continua questo gioco. Però va bene, va bene. Allora, il caro amico di ieri, quello imprigionato nelle ragnatele, l'ho detto pure prima in live, per togliere tutte quelle ragnatele dovevi sbloccare la mossa qui del lago, così li togli tutti insieme. Io l'ho liberato, quel mostrone. Si è un attimo incazzato, ci siamo menati, però mo adesso è diventato un fedele alleato. Ah. Mi fa andare dove già Vabbè, sono. è il trasporto veloce di Hollow Knight. Tu adesso stai qui. Così possiamo tornare direttamente al villaggio. E a sto punto io al villaggio ci torno. Aspetta, magari è uscito qualcosa. Prego, vadi. Allora, vediamo se è cambiato qualcosa fuori, se si è aggiunta qualche questo. Allora, tu boy, ah. prima o poi ci arriviamo. Io qualche oggetto ce l'ho. C'ho 120 e un 30. Ecco. No. Altre queste ancora non ci sono. Il fabbro si è fatto dare delle schegge per potenziare il villaggio, ma ancora niente. A questo punto dobbiamo andare di nuovo di là. Va. A posto. Grazie. Mi ha ambientato prima o dopo il primo? Devo dire la verità, non lo so. Non mi sono manco informato, e che una volta che ho saputo che dovevo uscire tantissimi anni or sono, non mi sono mai voluto andare a leggere niente. L'inizio potrebbe essere applicato ad entrambe le situazioni. Poi vi ripeto, non ho completato al 100% il primo con tutti i finali, quindi alcune cose potrei dire una cazzata. Oh, qui che c'è questo oggetto, forse si sblocca un passaggio verso Da l'altro. sopra, Aspetta, allora. aspetta che forse si apre qua. Ecco qua. Ok. No, e non c'è un geyser, no, devo, riesci. devo aprirmelo da qua giù. Eccolo qua. Vede solo un attimo. Controllino veloce, veloce, che non si sa mai. Di qua. Ok, già c'ero venuto. Possiamo andare di là allora. Ora apriamo sotto. Sì, 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 certo. Salve. Allora, io sono solo entrato a salutare. Oh, non mi sembra il caso di attaccarci in questo modo qua, Oh, è potente con l'abilità là. Ok, quindi voi qua dentro cosa stavate facendo? Stavate allenando, ok, però qui c'è qualche altra cosa da fare. Forse quando sblocchi una determinata abilità devi venire qua e provare a colpire il bersaglio. Allora, noi facciamo così. Ci prendiamo un bel segnalino rosso, mettiamo qua. Poi vedremo un attimino più avanti di ripassarci questi suoi rompicoglioni di prima. Che rottura di cazzo sto coso. Veramente Dobbiamo trovare assolutamente il fabbro. Aspetta che ci sono le gemmine di qua. Oh, che bella la calamita. Ah ah ah. Che ottimo investimento. Allora, qua ci potrebbe essere qualche altra cosa. Salve. Però le formiche li attaccano. Tu sei che sono una formica, no? Sì. Io 2 pezzi di metallo ce l'ho.
Il problema è trovare il fabbro, vedere quanti pezzi vuole per il primo potenziamento e diventare un bel po' più forti. Solo se puoi andare giù. Oh, aspetta. Oh, Questo è cattivo. Porca manosca. dai. Rotto i coglioni. Ok. Allora, vediamo un attimino da su. Questo mi suona tanto come passaggio per tornare. Sì, sembrava un Cubone, effettivamente. Andiamo un attimino sotto. Minchia, bello. L'ho mandato da qualche parte, poi non so. Salve. Quando ho fatto lo sgrodolo. Gli ho deviato l'oggetto con il coltello che ho lanciato senza volerlo. Che culo, no, si chiama culo, Giamma. Si chiama culo. Ok, questa è un'altra pulce. Quante me ne mancavano? Me ne manca un altro, ok. Suca. No, se mi serviva una botta di culo simile durante qualche altro fight non mi capiterà. Va bene così. Attenzione, attenzione. Se almeno mi faccio tutta la strada e sblocco lo shortino da lì. Ricordati che c'è pure l'attacco alla impicchiata, lo Zin. Devo un attimino capire come metterlo in mezzo. Mi ci sto ancora abituando. Con alcuni nemici sono riuscito un attimino a capirli, quindi non ho problemi. Se mi impegno e non faccio il cretino. Vai, Calamita, fai il tuo potere. Sì, prendi tutto, prendi tutto. Sì, sì, vai così, vai, vai. Allora, di qua possiamo andare verso il basso. Ok, e questa è la parte di sopra. Aspetta un attimo. Inizia le schegge. I coltelli si ricaricano con le schegge queste qui. Dai. Ed è esattamente la zona dove eravamo I prima. coltelli si Ok. ricaricano forgiandoli. Sì, sono d'accordo. Beh, tu dici sì, dici sì, dici sì. Certo, Ok. fatto grande cazzata, aspetta. Ah, sì. No, mi ci sono buttato io sopra. Luca. Allora, a questo punto facciamo la cosa inversa. Anche perché i geysers qui anche c'erano. Come ti la vita così? No, due sono gestibili. Mi ci vuole il doppio salto. Aspetta. No. No. Quindi devo tornare per forza di qua. Ok. No, devo fare tutto il giro da fuori un'altra volta.
Toppato. Ci ho provato, ma ho toppato. Ok, tanto sono sotto. Allora, col teletrasporto di qua no. Allora, della strada di qua. Adesso però aspettate un attimo. Fatto cazzata, fatto cazzata. Che belli caricamenti veloci. Così. Ricordi di Bloodborne ogni volta che perdevo e dovevo stare un attimino 5-10 minuti, mezz'ora, 2 giorni in attesa. Da qua non ci arrivo, quindi devo andare per forza da sopra. Allora ragazzi, che mi prendo le mie cose, ne vado per i fatti miei, tanti saluti, noi dobbiamo andare di qua e andarcene sopra di qua. Sembra giusto, no? Ho aspettato tutto il tempo lì vicino però, Ecco qua, siamo tornati nella zona di prima. Ok, e ce ne saliamo di qua. Giù abbiamo visto che non c'era niente, quindi no, si risale un attimo. Qua già siamo andati. Di qua non si poteva andare. Dobbiamo vedere adesso da sopra. Scivolato un attimino. Sì, ma... Sì. Sì, vabbè. Allora. Eh, allora, a sto punto resta qua a destra. La fede che è stretto forte a te ti ha sospinto in avanti. Questa stazione offre un poco di ristoro ai devoti. C'è di nuovo lei che suona. Ok. Ok. Miofene? Dalaka, rivenda. Flinkland man.
C'è qualcosa che possiamo fare per te? 30 glieli metto. Questa è la casa di Majin Buu. Un po' sì. Salve. Stazione di posta. Intanto ci sediamo Sta molto bene. e va bene così. Lei è? Benny Frank. Elia Vector. Allora, che cosa vendi tu? Fascia zavorrata, un fardello sacro per aiutarti a mantenere la posizione. Che tu attacchi gli altri o subisca un colpo, resterai ferma dove sei. Ok. E va Allora, bene. non male perché non ti muovi più, però non ti accorgi dei danni che prendi. Per la tua sacca, con gli stracci lasciati qui e un po' di lavoro, potrei aggiungerci delle tasche perché tu possa trasportare più strumenti e schegge mentre viaggi. Sarebbe comodo, non trovi, per alzare il limite massimo delle cose da prendere. E questo si deve assolutamente prendere. Questo è il medaglione che già ho preso prima e mi sblocca uno slot negli emblemi. Quindi noi adesso facciamo... Aspetti, signor Mort, momento, signor Mort, facciamo tutto. Allora, usiamo uno di questi, usiamo uno di questi, ci facciamo un bel cucuzzaro. Non... No, non penso, Regen, sia quella. E prendiamo questa e abbiamo aumentato i limiti, così belli, tranquilli, tranquilli. A posto. Ecco qua. Così possiamo iniziare già a accumulare pian piano sempre più risorse. Lei continua a cantare, perché no? Il carrello si muove. C'è qualcosa di molto brutto e cattivo qua dietro, Gianmarco. forte che vuole uscire. Allora, lui non esce. Momento di entrare un attimino, aspetta. Qua. Ok, Gianmarco, qua, non so cosa ho fatto, ma ho fatto. Hai fatto. Ho fatto. Non volevo, non l'ho fatta apposta, Ma però hai l'ho fatto. fatto. Ok, così ci abbiamo anche qui per poter un attimino salire, o noi rompi coglioni. E vaffanculo. Allora, di qua niente. Qua c'era qualcosa. Attenzione, vostro onore. E fino a qua, io direi tutto tranquillo. Qua. Ci manca il cazzo. Oh no, signor Giovanni. Mi rompi le palle mentre sto volando. Ho esitato quella frazione di secondo, ho sbagliato io. Dovevo attaccare prima. Errore mio. Beh, tanto mo i passaggi sono aperti, quindi subito risaliamo sotto. Allora, salve. No, no, mo voi state là, fatevi i fatti vostri, tutto tranquillo. Sbagliato. Oh, vuoi che tu Oh, suca pure in volo.
Fratellino. Oh no. Hai rotto i coglioni. Dai, palla. Palla. Vai, vieni. Vieni. Suca. Mi ammazzo il piccolo. Ok. E abbiamo ristabilito un attimo la situazione. Quindi mo dobbiamo salire di qua. Andiamo di qua. Stiamo un attimo perché sennò facciamo boom anche noi. Dove cazzo siamo usciti adesso? A Terruggioso. Terruggiosa? Provincia di Udine mi sembra. Sì, Ah, ok, sì, vabbè. vicino Udine. Salve. Giustamente la mappa non ce l'abbiamo. Allora, già 80 ragazzi. Ragazzi. Ah, ti fa il filo di grandi. Così li possiamo conservare in modo tale che poi ne possiamo recuperare 60 sicuri Sì. e non perderli. Non male. Ok. Come fosse la panchina, però va bene così. Allora, voi siete gli infetti un attimino impazziti e ci attaccate. Che ci volete tanto bene. Tu sei nuovo e lanci le campanelline. Scusami. Vegale. Aglia. Cazzo, lui fa male, fa 2. Ma diventi una nuke quando muori. Non so, non credo. Allora, bisogna trovare una panchina. Oh, aspetta. Attenzione, è cambiato qualcosa. È uscito tipo dalla porta, mi sa. Signorina che cantava se n'è andata. Ah, no, E la persona con... però mi sta attaccando. no, attacco. Sì, mi sta attaccando. Ce l'ha con me. Tu non lo devi fermare oggi. No. Quindi per qualunque motivo impazziscono e noi siamo automaticamente la loro preda, punto e basta. Questo è molto gentile, eh? Questo c'è da dire. Allora, ma dovremmo riuscire ad andare più velocemente, cerco di evitare i fight. Sì, 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 certo. Anche tu. Allora, andiamo da quest'altro lato, se sono un pochettino più gentili. Però c'è lei delle mappe, aspetta, aspetta. A posto, ottimo. C'ha tutto, Mamma mia. c'ha tutto. Da, finestra. Salve a lei. Me mi do. C'è qualche altro potenziamento bello? Al lago, oltre questa caverna, si annida uno stormo vestito di stracci sopra un poggio sull'acqua. La loro maestria nel volo li rende molto pericolosi. Sul mio carapace resteranno indelebili i segni dei loro spigoli. Nera pashma. No, che cammino più sicuro. Minchia, 70. Ma che cazzo? Facciamo così. E dobbiamo sperare in un nemico qua vicino. Cazzo sei? Lo stormo. L'uccello Francesco. Che fa? Vai. Oppa, acqua.
Ah, Mo si sblocca il doppio salto. Ok. Va bene, Gianmarco, senza paura. Tanto, peggio la mezzanotte un po' benissimo. Già partiamo da questo concetto e già stiamo un non ti attimino... preoccupare, io ci sto marco. Esatto. Lo so. In un modo o nell'altro dobbiamo e possiamo tornare indietro, quindi si sblocca il doppio salto è solo una cosa utilissima. Taglia, uccellone. Fermati. Wow, è fratello. Ecco, è partito. L'ho triggerato. Questo mare fuori. Vabbè. Che ti trasformi? E chi lo buchina? No, calmati. No, calmo. Non è solo questo Napoli, non te lo dimenticare. Io passo sotto e vaffanculo. Come si trasforma? Che non capisco come mai questo fatto. Allora, qui c'è una porta. Chi c'è qua? Dimmi che c'è il fabbro qua dentro, per Hai piacere. ragione, c'è anche la camorra. Anche se, sentiamola, anche se. Anche se, quell'anche se che a me mi preoccupa. Mamma mia, bene. 'Ndrangheta maggiore di camorra. Va bene, ok. Tu dici sì, dici sì. Sì, Si risolvono tutti i problemi. pro. Parlo PROOF, pro. Qual è la risposta? No. No? Sì? Sì, Francesco, sì. Ah, sì, no, questo l'ho detto io. Ah, ok. Prof l'ho inventato io adesso, la mia parola nuova. Ragazzi, voi dovete un attimo cadere però, eh. Siete un bel po'. Perdonatemi. A noi ci servono i capitali e questi stanno qui sopra, quindi... a posto. Allora, noi ne servivano 70, va bene così, ci abbiamo anche qualcosina per dopo. Io ho i pantaloncini dell'Andrangheta. Reagan, io non sapevo penso, esistessero il non brand. credo. Cioè, esiste un brand, l'Andrangheta c'è un No, brand. non penso l'hanno fatto il ST. brand. Salve. Voi qua adesso rompete i coglioni, eh? Oh no, il capuccello! Devo solo un attimino regolarmi. Allora aspetta. Uccellino piccolo che rompe i coglioni. Quando militavo in vita. Aspetta. Una grande la militavo. Reagan, ma che cazzo stai dicendo, mo? Perché sei così pure tu? Prova ad adottare il sistema Francesco anche con te. Sai, Ok, sì, sì. vero. Sì, ma arriva anche il cugino uccellone. No? Sì, sì, qualcun altro. Aspettate un attimo che mi devo curare. Allora, togliamoci il piccolo rompicoglioni da mezzo. Luca. Vieni. Vieni. Luca. Oh no, ancora. Beh, dovrebbero essere due. Sì, tutta la Sacra Famiglia. Tutta. Li volevo prendere tutti e due, hanno preso loro me. Sì. No. Aspetta, forse ho ucciso lui. Oh, aspetta.
Ho rischiato da... Se ne esce un altro sono morto. No, una palla. Ah, stava su. Ok, così. Non ci sarei arrivato subitissimo. Ho attivato cose, Gianmarco, ho fatto cose. Che cosa ho fatto? Il polo là. Allora, qua non c'è nient'altro, stanzette segrete non ci sono. Ah, qualcosa da qua. Non abbiamo fatto qualcosa di qua. O nel villaggio. Salve. E torno indietro, eh. Poi sono usciti gli altri palloncini. Ah, ok, per poter prendere le cose qua sopra. Non fa così. I boss fight l'hanno fatto un po' più veloci del primo. Allora, io non sono molto pratico, ci ho giocato poco. Non ricordo il ritmo che c'erano, però sinceramente queste qua finora, pure per come sta salendo la difficoltà, belle bilanciate, belle tranquille, ottime le soundtrack, ma vabbè che ce lo diciamo a fare. Abbiamo attivato tutto il sistema qui per poterci muovere un attimino meglio in questa zona. Solo mi serve un attimino. Allora, la mappara era a sinistra. No, aspetta. Quando a sinistra è che noi abbiamo passato l'acqua. Magari mo si sono sbloccati pure i palloncini di qua e possiamo risalire da lei un attimino. No, Ernesto, manco un giorno. Con tanto di sconfitta perché fa figo, hai capito? Ovviamente. Vabbè. Allora. Signorina, noi ce li avevamo, poi si sono un attimino persi, ma li andiamo un attimo a riprendere e facciamo il giro. Posso neanche fare una furbata per riprenderli e tornare indietro, quindi ora dobbiamo camminare un attimino da qua. Fatto effetto flip. Aspetta, allora. Non mi viene alcune volte l'attacco verso il basso. Proviamo prima di qua, salve. Devo fare il micro salto quando le attaccate. Vieni qua. Vieni un attimo qua. Può essere un suppol. Oh, grazie mille. Allora. Di là non dovrei farcela, quindi dobbiamo fare così. Vediamo un attimo di qua. Ciao, auguretta per sicurezza. Datemi il fabbro per favore. Datemi un fabbro. Ok, e di qua adesso forse possiamo sbloccare la scorzatoia. Yeah. Modello tronco. Quindi mo giù dovrebbe esserci la signorina. C'è un toporagno, non so che bestia era, però c'era anche filo di grani rovinato. Ok, quindi sono comunque altre perline in più. No, aspetta, qua scendiamo giù. Allora. Quindi non è da là, ma è... Ho acquisito la skill all'improvviso. Va bene. Allora, andiamo di qua. Di qua non c'era nient'altro. C'era la situazione qui.
Da qua magari prendiamo la scorciatoia. Eccola qua, a posto. Ecco qua, giusto giusto da lei. Allora, punto primo, dacci subito la mappa della zona, perché sennò è un casino. Allora, vediamo un attimino. Dovremmo continuare giustamente da qua sopra, ok. Sbagliato. Allora, iniziamo a vedere qua che cosa c'è. Un'altra campanona, ok. E questa è cosa buona e giusta. Questo mo però dove si va a collegare? Alla città di prima. Con lo sblocco per la zona qui. Ok, e questa è cosa buona. Allora, a sto punto, vediamo un attimino di qua dove altro possiamo andare. Allora, sono riuscito a tornare indietro e prendere la mappa. Poi? E ho sbloccato anche lo shortcut dall'altro lato, quindi ora abbiamo tutta la zona collegata di qua fino a dove stavamo prima. Devo soltanto capire un attimino se per caso potevamo salire anche nella zona lì in alto a destra, perché c'è un passaggio e i palloncini qui ci sono, quindi noi possiamo andare comunque abbastanza in alto. Ci può essere qualcosa più in alto a sinistra. No, Silkson! Non stai cantando e non stai facendo la sete. Ok. Andiamo di qua di nuovo. No. Ecco qua. Sbagliato. Qui c'è una leva. Si è aperto il passaggio qua sotto. Allora, scendiamo con calma e tranquillità. Dai che qui sopra c'è qualcosa di bello. Dai. Ok. Allora. Fine qua. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Zona naturalmente con le spine perché devi far male, però attenzione, attenzione, figlia di una terra distante, noi ancora qui abbiamo a lungo atteso, lega la nostra forza alla tua, salva il futuro del nostro regno infestato, nuova abilità o potenziamento, triplo salto, Wow. così, tempesta di fili. Premi RB, attacco effettuato evocando una tempesta di seta attorno a sé. Puoi equipaggiare le abilità seta nella schermata emblema del menu. Quindi un altro attacco. Sì.
No, ragazzi, Devo calmi. provare così. Forza. Forza. E lo posso fare anche più di una volta. Male lo zio questa, Casomai quando il nemico è troppo vicino. Sì. Sto bastardo dove si era andato a nascondere. Qua. Vieni qua. Grazie mille. Allora. E di qua qualcosa di bello l'abbiamo trovato alla fine. Ottimo così. Vediamo mo di qua se c'è qualcosa. C'è un altro passaggio qui. Prendi. Spillo triplo. Triplo sono arma piatta e stratificata, forgiata per essere lanciata come un tutt'uno. Lanci 3 spille. Giustamente ce li possiamo equipaggiare solo. In realtà al limite una prova a questi anche li faccio. Continuiamo a... Ah, figlio di buona... Allora... No, mi sono fatto foldare come un poldo. Ah, ok, però ci fa ricominciare stesso da qua, aspetta. Allora è facile. Allora. Riesco a recuperarli subito. No, dai, mi ero curato prima io, attenzione. Questo è stato brutto. Allora, andiamo un attimo di qua. No, sbagliato. Ed era di qua. Ok, oh, eccolo qua, ottimo. Ho completato pure l'altra quest, ok. Desiderio aggiornato, ottimo. Di qua. E c'è anche qualcosina in moneta, ok. Qua nell'angolo non c'è niente. Passaggi segreti di qua niente. Ok, allora possiamo tornare indietro. Circosongo, quando ci si mette da gran belle soddisfazioni una volta che ti sei completato per quanto possibile le zone. No, di sicuro non ho preso 584.000 cose. Questo è poco, ma è sicuro. Dai. Ok. Allora, a sto punto di là tutto esplorato, di qua tutto esplorato, si potrebbe andare. Di qua... Ah, allora, devo capire un attimino dove, qui, però qui per salire, no, forse è qualcosa che si deve sbloccare dall'alto. Allora, riposo qui.
Mo dobbiamo riprovare ad andare a sinistra. Perché dovrebbe esserci un villaggio e altre cose. Quindi ora vediamo un attimino che cosa c'è. Però qua sotto, aspetta. E prima non ci siamo andati. Allora. Rotolo d'ossa. Che cazzarola sei? Diario rudimentale realizzato in osso e tessuto lacero. Apparteneva a un insetto caduto. Un altro reperto. Ok, già abbiamo questo e quest'altro qua. Mo la domanda è chi cazzo vuole tutti questi oggetti? Noi iniziamo a prenderli, poi al momento giusto glieli diamo. Allora, di qua non c'è né un passaggio né niente. Allora, dobbiamo vedere un attimino di qua. Cazzarola se è buona l'abilità nuova. Ok, fino a qua ci siamo. Allora, c'è un negozietto. C'è qualcosa però è chiuso. Ecco qua. Magari posso fare il giro da dietro. Sì. Allora, tu sei il fabbro. Tu sei il fabbro, mi cerchi un pezzo di metallo per passare dal livello 1 al livello 2. Siamo tutti contenti e Siamo felici. amici. Salve. Cadestre. Dai, dacci un attimino. Lo sai. Ok. C'è qualcuno di forte e importante nelle camere in alto. Va bene. Allora, intanto abbiamo sbloccato l'accesso dall'altro lato. Ci riposiamo un attimino. Perché no? C'è qualcuno qui che non si sente tanto bene. Salve. Ah, ma aveva scritto anche Gabri. Non ci avevo fatto caso. Poi Gabri, scusa. Lui è Nu. Va bene, Nu. Hirnare. Gabri, tutto bene? I tanti favolosi insetti di lungitele e tagliarli. Con la tua lama, con il tuo spirito maturo, con il tuo selvaggio cuore di adulta. Cosa cazzo sarebbe questo? Secondo me Regen è un paguro senza guscio. Sì, che difatti sembra questo qua dietro una sorta di guscio di paguro, se non mi Ragazzi, sbaglio. lui è lui. È lui. Ok. Il grande paguro. Aspetta, la quest te la facciamo con piacere, anche perché... Allora, lui giù al bancone ci ha detto, guarda che su c'è un nobile guerriero, c'è proprio uno che... Ma aveva detto è passato di qua. Lui è Nu. Adesso, bravo Regen. Ottenuto diario della cacciatrice. Sconfiggi i nemici per aggiungere i dati sul diario. Ecco qua. Tembiayen. E già ti ringraziamo di questa cosa. Sì. Allora, quindi... Sconfiggere numerose creature di Lungitela e compile il diario della cacciatrice. Ok, dobbiamo far fuori tutti i nemici, almeno una volta. Allora. Che ne sconfiggiamo come Cerino Hollow Knight 1 di Dall'Or. E mo la facciamo accumulare. Già abbiamo fatto fuori un bel po' di nemici. Io volevo vedere un attimino lui. Colossale automa in ferro attivato da rotoli e ingranaggi. Per Lungitela costruire un congegno così grande e allo stesso tempo così agile è un risultato terrificante.
sempre nel saluto ai vostri più cari e lungimiranti defunti. Sempre. Ricordiamolo sempre. Ancora noi. Allora, di qua si può uscire dall'altro lato. Qualcosina là sopra. Allora, a questo punto vediamo di qua cosa c'è. Questo qua è tutto territorio. Ecco qua. I gemelli Smigol e Franful. Ah. Dai, attivatevi. Dai. Eccola. Nota aggiunta al diario. Dacci tuo. Guarda che mi sono ricordato che fa pure un attacco dietro. Ok. Salve, tu sei quello grosso? Quanti ne hai a disposizione? Perdonami. Li finisci? Allora, ti ho dato le botte però, Le hai prese le botte. Ma mi dai tu a me le botte, giusto? No. Oh. Finiti? Tu però non sei scomparso. Tu riapparirai dopo. Ok, io al momento di lasciare... Sei ancora qui? No, se n'è andato. Va bene. Beh, è stato un piccolo intermezzo così. Andate via. Voglio restare No. su. A malinconia. Su. Ma graniata nel cartello, una cosa assurda. No, no, me lo sono dimenticato. Ok. Allora, di qua. Ok, ci sblocchiamo un altro teletrasporto, quindi. Oh, attenzione, attenzione, attenzione. Salve, laboratorio segreto? Ehi, ehi, trappole no, Facciamo le personcine a modo. Prego, Regen, parli pure, dica. Dica pure senza problemi. Era una stazione questa. Ah, ok, no, pensavo volesse di qualcosa a modo suo, come il suo sonno. Ma grande Come a noi piace, ecco. Questo è un topolozzo gigante, mortacci su. Ciccio? Non muore neanche. Vieni qua. Ho capito, sei un pochino esagerato quando muori, però. Però... Medaglione del ricordo, ok. Quindi ci possiamo sbloccare eventualmente un altro slot. È tornato anche quello. Che bello. Ribentornato quello. È ritornato. Gianmarco mi stava proprio chiedendo di te prima. Sì. Ehi. No, trappola. Allora. Cino, vieni qua. Però ti devi fermare, non puoi curvare così all'improvviso. Fermati un pochino. Ora il flex del signor Reagan. In che senso? Che cosa ho flexato Reagan? Non ho verso qualcosa?
Ecco qua, hai rotto i coglioni. Allora. Qui o c'è grandissima ricompensa, o c'è grande rottura di coglioni. O c'è grande talco. O c'è grande rottura di coglioni con grandissima ricompensa. Magari. Qua. Ah, c'è il badge nuovo, Ray, che qua non lo vedo io. E no, dal programmino qui delle chat non vediamo gli stemmetti. C'ho pure la persona per fargli fare quelli preparati, ma non l'ho ancora contattata. Salve. Però c'è qualcosa lì in alto a sinistra. Allora. Al momento di qua non possiamo fare niente. Però sento delle catene. Non è un segnale buono. No, generalmente quando sentivamo le catene in un altro gioco, Non era una cosa buona. poi dopo era un segnale che doveva dire adesso abbusca, però all'inizio non lo era. Ecco qua. Questa è la zona della fight. Eccola. Sì, dai, appari. Dai, dai. No, perché non posso. Politerrio. Fatto qua, Sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Oh no, si è incazzato. Non ti incazzi. Che ti incazzi a fare? no. Che mo ne lancia due. Errore mio. L'ho visto pure prima, ma non me ne sono ricordato. Vai, vai. Ah, non so se avevi visto, è uscito il cast completo alla fine ufficiale del film di Street Fighter. No, non l'ho visto. Dico, proprio il cast completo. No, allora, con quelli più famosi li conosco, ovviamente, altri non sono pratico di attori. Che ci fai tu qua? Aspetta, noi prima non siamo andati per di qua, ma da sotto. Ah, ok. Aspetta, aspetta. Questa è tutta zona nuova di mappa. Vediamo se c'è qualche altra cosa di qua. C'è un signorotto qua dentro. E lui va salvato. Allora. Un attimo se da qua possiamo vedere di raggiungere il posto di prima. Qua niente. Di qua no. Sì, Edward mani di forbice adesso. Sì. Mancavano due forbici giganti. No, ehi, tu stavi sopra però, eh. Qua. Però comunque devo recuperare energia. Però, intanto, questi a noi non ci dispiacciono. Allora, quello se mi tocca è la fine. Qui dovrebbe essere la prigione. Oh, salve. No, dove facciamo la fight qua dentro? No, faccio io questo, vai.
Canaglia, mostro, chi osa risvegliare il prode Crimondo dalla sua meritata pennichella. C'è anche Zinzin. Lui Ce è lo Vabbè, dimentichiamo. ma lo presenterà lui. Nara. Ok. Studiate il campo di battaglia, ragionate come un guerriero, ma guardatevi, la vostra lama insieme alla postura sfida a duello senza bisogno d'altro. Tranquillità. In quanto cavaliere tra i più impavidi, se doveste lanciare una sfida, l'onore imporrebbe al nobile Crimondo di accettare. Forse lui allora è il famoso guerriero che girava da queste parti, ok. Fortunatamente non sembra essere vostra intenzione. In verità sto appunto riposando a seguito di un alterco, diciamo. Se ci aveste chiamati a combattere non avreste avuto il privilegio di ammirarmi al meglio delle mie condizioni. Va bene. Ti sfido. La grossa bestialata si aggira per le sue alture. Fadasta. Quella che già stavamo affrontando prima. Dice quello perché dovrei toccarti? In che senso? Allora, a sto punto di qua cosa sarebbe provare un attimino a salire. Bastardo. Uno di energia. Non vorrei perdere le risorse nella zona della boss fight. No, forbicione, no. Forbicione rompe pure i livelli, però. Forbicione. Forbicione. Ecco. Brutta zona per combattere lui. Il problema è che non sarà da solo. Poi lo sblocchiamo dopo. Eccolo qua. Va bene, va bene. Allora, con loro potrei vedere di recuperare energia. Il buco del culo stretto così. Sì. Ci credo così. C'è un HP. Allora, innanzitutto dobbiamo stare molto calmi, eh. E io ti ringrazio. Allora, tu che sei bello piccino, senza che fai sludge e cose varie, avvicinati normalmente. Ah, perché? Rain. Intanto questi ce li prendiamo tutti e ce li siamo strameritati. Riusciamo a trovare da lì. Domanda importante. Dici quello. Sbagliato. Domanda importante. No, ma sentiamo la domanda importante di quello. Andiamo. Guarda, non preparo neanche il tasto per il ban. Guarda, ho fiducia in te. Ragazzi, quello adesso ci stupirà. Cosa ne pensate delle monofulture? Non so che cazzo siano, quindi visto che tu ci fai questa domanda No. conoscendo l'argomento, spiegalo a tutti e ti diamo il nostro parere. Prego, ha tutto il tempo che vuole, non si preoccupi. Naturalmente poi dici anche la tua sull'argomento, perché sennò noi non possiamo basare poi il nostro giudizio. Allora, però c'era qualcos'altro di qua. No, allora, hai fatto una domanda ed è giustissimo che tu riceva una risposta, però non sappiamo di cosa stai parlando, quindi tu lo saprai sicuramente. Spiegalo tu a noi a sto punto.
Cappella dell'Agreste. La Cappella dell'Agreste sopra non si può andare, ma c'è un passaggio. Allora, con calma e tranquillità, eh. Ma io mo' ho finito di fare delle fight, ma perché? Ma siete troppo aggressivi in queste terre. Aspetta, appena finisco di leggo. Non confio questo sistema di coltivazione del terreno influire. Fermata sempre la stessa coltura. Ma monoculture allora, o colture quello, non fulture. Non... Quello ti dovrei un attimo bannare, solo che c'ho un attimo gente. Hai Aspetta. sbagliato proprio la scritta. Oh no, è tornato Bracco Baldo. Francesco, banna quello per un minuto. Vai, sei moderatore. Ma pure Reagan ha detto banna sto scemo. Cioè Reagan che l'ha difeso più volte ha detto ma Francesco provvedi, vai. Ma monoculture l'avrei capito, ma La monoculture... cultura è basta. Quello sì. È un termine Monoculture ho basta. detto che cazzarola è? Invece di bannarmi abbassa il gioco. Nel mentre verrai bannato per un minuto, Allora, abbasserò. aspettate un attimo. Francesco procedi, grazie. Una volta tanto che c'è il moderatore. Francesco procedi. Stai dicendo che la mia vita in questo momento è nelle mani di Francesco. Francesco, sfrutta il tuo potere, Francesco, hai un compito. Ok, giustino in tempo. Giustino in tempo. Ti regalo un carattere vinci. Non credo che ne abbia bisogno quello. Non lo farò. Va bene, Francesco. Casualmente, Francesco ha detto. Capita, capita. Pensa a questo punto, provvedi tu. Ecco qua. Dato che Francesco non vuole fare mai un cazzo, a questo punto. Oh. Quello ci vediamo fra, a questo punto, 2 minuti. Vai, lo zio, 2 minuti. No, no, un minuto. Un minuto. Abbiamo detto un minuto. Doveva e essere un un minuto. minuto di più. Vai. Ora puoi anche abbassare il gioco. Una promessa è una promessa. Ecco qua. Perché siamo È semplice giustizia. Non uscivo. Allora, sto pensando mo a dove andare. No, mo dobbiamo andare giù e andarci a riprendere innanzitutto i materiali e fare la boss fight. Salve. Poi ma non si pugnala però qualcuno così. È aumentata la sorte. Pensavo fosse aumentata la scorta della seta. Legato emblema di Agreste. Attacchi confendenti, arcuti e decisi e raccogli più seta arcuati, perdonatemi, e decisi e raccogli più seta dei nemici. Per cambiare emblema, apri la schermata emblema. Ok, un'altra abilità. Vabbè. Cose. Ragazzi, cose. Cose. Piegato ma non spezzato. Enzo, cortesemente banna anche quello da YouTube. Perché voleva il fenomeno. Dai. No, ci ha poldato. Ci ha poldato, lasciatelo. È stato intelligente e ha Ti ha giocato poldato. d'astuzia. No, anche a voi, a me non è un problema se scrivete da lì, eh. Quello Reagan mo dice free quello. Reagan, ma tu hai detto bannatelo, mo dice free quello. Ma io, boh, Allora, non ho parole. i cuori di seta rigenerano la seta da attacchi nemici per Tu ne riprendere. sin dall'inizio. Ovvero, Francesco? Allora, voglio vedere un attimino.
Questo è il principale, questa la dobbiamo andare a consegnare. A non bannare quello. E alla fine a quanto pare Reagan si è schierato contro il Francesco, quindi sì. Sono cambiati gli attacchi. Ora ve ne state vendendo il senso che no, me ne porto veramente un cazzo. Reagan ti manda un gratta e vinci pure a te. Sì, sono cambiati gli attacchi. Cadi? Verso il basso non è più, Ah, ok. è molto più controllabile adesso. Quindi ha aumentato la potenza dei colpi Fuori. e prendiamo più seta. Quindi così ci possiamo ricaricare molto più facilmente e fare abilità e quant'altro. Allora adesso andiamo dal boss e gli facciamo un paiolo così. Sì, ci riesce. Io lo terrei bannato per altri 6 mesi. Reagan mi hai cambiato un'altra volta squadra. Reagan, ma che stai facendo? Come l'ho fatto? Nuova abilità. Dash più attacco. Ah, Ok, va benissimo. Complimenti per la chiesa tenuta benissimo, eh. Allora, noi da qui siamo saliti. che io ripeto, se mi guardi siamo un cesso. Vabbè, voi fate voi ormai ragazzi, io non so più che dire. Chiusa definitivamente la chiesa e abbiamo risolto un enorme problema. Allora, a sto punto noi dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Usci innanzitutto da qua. E dobbiamo andarcene. Non c'è equipaggiata la... Ah, per sbaglio ho tolto la bussola. No, si sono tolti tutti i potenziamenti che si devono riequipaggiare. Ok, per questo non mi stavo vedendo sulla mappa. Ok, ok. Dobbiamo andare forse di qua. No, dobbiamo tornare un attimino indietro prima, aspettate. Ok. E prima siamo andati di qua. Eccolo qua. Mio uccello, venghi pure. Pistrello, mostro, qualunque quello che è. Allora, vedete in quanto si ricarica. Cazzo, si ricarica molto più velocemente. Ottimo. Dai, vieni più qua. Ok, e mentre combatti appaiono delle sfere e forse ti puoi ancora di più potenziare? Lanci due. Dai che l'avevo schivata, porca la miseria. Oh, buonanotte Reagan. Regen, buonanotte. Penso faccio l'ultimo try e trovando una bella panchina ci fermiamo. Allora, di qua. Allora. Tu adesso devi andare giù.
Parto io. Però dopo un po' risalvo, no? Cioè, capì? A che servono ste cose? Ah. Ok, non mi devo distrarre perché sto pensando a 50.000 cose e non va bene. Ok, addirittura fate il giro, ok. No. Oh, che culo. No, sbagliatissimo. Sbagliato, mi sono distratto, porca la puttana. Allora, sto cercando pure di capire a cosa servissero quelle esperette, però mi sa che non è nel momento né nel luogo. Ok, 1-1, ci sta. Ho toppato io giusto in testa, mi è arrivato, porca la miseria. Allora, non di là. Vediamo come è andata la giornata. E allora, quello sono massacrato. Sono 5 giorni che faccio dalle 9 alle 10 ore consecutive. Mi aspetta un'altra settimana così. Ho un persistente dolore dietro l'occhio destro, penso di avere una massa probabilmente nel cervello. Però ho fatto la cacca. Almeno questa è andata bene oggi. Quindi una cosa è andata senza nessun tipo di problema. Sì, sì. Eh sì. Troppo devo per forza quello, altrimenti non posso comprarmi niente nella vita, fare nulla. Succede. No, la massa però me la tengo io quello, grazie, che è mia e me la Oh, si è preoccupato per te, dai. ha detto passami la tua massa. No, quello non ti posso passare la mano, non è infettivo tra l'altro. Però se mi dicessero che la posso Oh, che dare a culo. qualcuno, no, quella è mia, fatela venire tu, e ti devo dire, fumati 16 pacchetti di sigarette al giorno, una certa ti verrà. E non muore, Gianmarco, non muore. Non muore. E cosa si può stare? Allora, aspetta.
Cambia la posizione da gaming. Aspetta. Allora, Bomba da 35 cm di birichino. Ah, quando sono stato a Amsterdam, devo essere molto molto sincero, la tentazione c'era, però mi faceva un po' senso usare quelli dei coffee shop se te li davano perché mi faceva un po' strano, quindi ho detto, me lo dovrei comprare io. Cioè, avevo voglia di farlo? No, non ne avevo voglia. Che poi l'avrei dovuto buttare, che non me lo potevo portare qua. Quindi non l'ho fatto. Però c'era la possibilità, assolutamente. Ti consiglio di andarci, quello in Olanda. Bel posto, molto bello, molto bello. ah, Perché due fuori o sbaglio quella mossa? Che c'è sì. una siga circolare là. Basta, vedrò. No, no, errore mio, errore mio. Sbagliato 2 volte, manco uno. Che sbagliare una volta se puoi sbagliare 2, Gianmarco? Meglio. Non ti cambio io perché. Dove siamo? Vlog Amsterdam. Ragazzi, facciamo. Abbiamo. La... Oggi facciamo una IRL da Amsterdam. Vabbè. Tanto io già ci devo andare per trovare degli amici, quindi quindi. Vabbè sì. puoi buttare il sangue per favore. Faccio un bel regalo al tuo matrimonio. Ancora, basta. Rotti i coglioni con queste lame. Siamo sulle lave che voleva. No. Yeah. Ecco così. Ah, ti salto anche in testa. E qui mo c'è proprio la ricompensa, già ma mo Qua qua, devi dare qualcosa. mo qua esce la cosa grossa. Qua ci meritiamo. Pieno di No? campanelle. Pellegrino, questo insediamento accoglie tutti coloro che percorrono il santo cammino, che tu possa riposare il carapace e rinnovare le forze per salire più in alto. Ok. Wow. Addirittura una cutscene, attenzione, attenzione. Sono. Sì, è un ragno? È seta, quella che utilizza lei, se ho capito bene, eh. Cuor campana infestata. Molto inquietante. Nuovo traguardo. Ok, qui è dove dovevamo arrivare. Salva la città intessuta. Spezza la maledizione serica che avvolge la città di Cuor Campana. Ma assolutamente sì che diamo una mano. Questo diciamo non è una giustificazione, però. Allora, 26. Diciamo volevo staccare, però l'ambientazione Beh, si presta altri 10 minuti per capirci. Anche la musichetta. no, è inquietante. Ah, poi ecco un annuncio da fare. Confermo. Conferma? Confermato. Confermato, eh? Anzi, confermato anche con bonus. Addirittura un piccolo bonus. Allora, aspettate che vi dico la data esatta. Vai. Spara questa Proprio. bella data. Tu stai vedendo, Non leggo niente. diciamo che prima, in accordo con il prode Peppino, Ok? si è fatto un acquisto Ah, concordato. ok, no, me l'ha detto, me l'ha detto. Già lo so. Quindi il
25-26 settembre esce Silent Hill F. Sapevate che lo volevo portare in live. Abbiamo collaborato insieme per la Digital Deluxe Edition e si sblocca 48 ore prima. Quindi rispetto alla data del day one, 2 giorni prima iniziamo a giocarci e penso lo posso portare pure in live Day tranquillamente. one è il 27, tu giochi il 25 o il 29? No, l'accesso anticipato inizia il 23, quindi per il 23 noi già saremo in live per giocarci. Quindi Silent Hill è straconfermato. Almeno un titolo questo mese lo dovevo fare. Quello è anche contento, hai visto? No, ragazzi, questo avevo detto che ve lo portavo al day one e che questo ce lo dobbiamo giocare proprio per me. Voglio capire se Konami è tornato a fare i Silent Hill belli oppure no. A me manca Silent Hill. Quindi voglio un attimo capire. Ho concordato con mio fratello, abbiamo fatto 50-50. Bello preso. Il 23 sera lo portiamo in live. Proprio non è in dubbio. Sapete, io quando riesco a portarvi dei titoli tipo Silk Song al day one, con sommo piacere. Però Silent Hill è Silent Hill. È una possibilità si dà anche a Silent Hill F. Ok, lo stesso cartello che c'era di là. Salve. Carapiano, no. Allora, per sbloccare la situazione, il mega boss deve stare stesso qua dentro qua. È meglio di salire da qui. Salve. Che poi è un villaggio, capito? Oggetti da vendere, quest, cosine. No. Allora, qui non posso entrare da nessuna parte. Sopra è chiuso. No. Però qui c'è un passaggio da sbloccare. Aspetta. Se facciamo mettere qualcosina qua. Almeno così ci sblocchiamo un altro punto di trasporto. E così almeno già ci siamo tolti un casino da mezzo. Allora. Visto che siamo andati avanti, abbiamo sbloccato cose, ma ti dirò, visto che è bello rapido e veloce, alcun villaggetto pieni di soldini, io ci tornerei un attimino. Magari hanno portato avanti i lavori, si è sbloccato qualcosa. Lui qua dietro sta ancora lavorando. Tu vuoi parlare? Nesvir? Mandoresa. Va bene. Ok, allora. Ci sono delle quest nuove. Attenzione, un ponte salvico. Clic di basso piano. Salvifico, ma manco le vocali stasera. Sentito parlare di pellegrini che precipitano nella grossa voragine al lato dell'insediamento. Non deve essere tanto bello finire il viaggio ancora prima che inizi. Potrei costruire un ponte se solo avessi materiale. Vai. E la quest l'abbiamo completata. A posto. Coleoselci volatili. Nell'altro si sono risvegliati dei coleoselci. Le gemme che crescono nei loro ventri regalano un calore puro e costante. Raccogli questi tesori e otterrai una ricompensa ed è un'altra gemma per sbloccare un attimino le variabilità. Allora, a questo punto, panca e ci rimettiamo un attimino. Mettiamo questo. È quello che ho sbloccato prima.
Sono i vari stili di combattimento. Ok, ecco cosa su. Ok, no, però mi sto trovando meglio con questo, quindi faccio la stessa cosa qui. Mettiamo questo qua, ci mettiamo come armi secondarie questi, così li proviamo pure. Questo lo mettiamo al blu e arma secondaria questa qua. Allora, lanciamo i coltelli. Ah, è tipo Lancia quando a tre. fa il piccione. Ok, ok, buono, buono. Allora, per queste cose varie, no, qua io mi posso mettere, se riesco, un po' domani pomeriggio mi faccio un po' di backtracking. Sì, se lo faccio la sera per portarlo avanti, faccio le parti importanti senza che ci mettiamo a fare il backtracking e quant'altro. Allora, voglio solo andare a vedere di là sto punto. Salve. Allora, cuor campana. Ok, grazie mille. Allora, oh, oh, attenzione, attenzione. Cose, Gianmarco? Pose. Ci sono cose. Ciao, eremita della campana. Allora, cosa vuoi, schiava? Aspetta, Tua sorella. momento. Menasor. No. Menasor. Buenera. La ossia. Corocatello. No, ma dici come possiamo risolvere un attimo. Ok, Orala. li dobbiamo tagliare i fili. Corocatello. Allora, aspetta un attimo. Vediamo un po'. E tu sei nascosto qui sotto così, lontano da tutto e tutti. Un attimino da sopra. No, i fili vanno tutti verso l'alto. C'è qualcosa in alto che dobbiamo un attimino sbloccare per cercare un attimino di salvarli. Se Ma vediamo cos'è quel dall'altro lato, cazzillo? Mo a quale cazzillo ti riferivi dei ci tanti? sono tanti cazzilli, quello in Questo sto momento. gioco, tutti cazzilli. Allora, facciamo così. Qua si potrebbe andare sopra. Là già siamo andati. Qua al momento niente. Allora, l'unica cosa sarebbe andare a vedere di qua se si trova o qualche potenziamento o si fa il giro per poi rientrare dentro. La bestia nel tronco. Ci ha detto di tagliare i fili. Mo esploro di qua perché di qua possiamo andare, quindi magari si sblocca qualcosa. Comunque vediamo di prendere un altro po' di risorse e tutto. Tanto di base l'unica cosa fattibile è cercare di fare i 500 crediti e prendere la chiave. Almeno là dovrebbe esserci qualcosa di bello grosso e succoso qui dentro. Allora, un po' di schegge qua. No. Dai, vieni qua. Allora.
Tu sei bello grosso. C'è pure due fasi, mettiamola così. Devi andare proprio direttamente, ok. Però lì c'è un alveare. Se no questi spawnano di continuo. Allora, sì, possiamo vedere di entrare di lato, Spillone. Spillone? Pesante spillo con manico, fabbricato per perforare carapaci resistenti. Ok, questo è il coltello quello più duro. Ok, ma dopo vediamo di metterci questo. Ok, quindi un'altra abilità. Ok, e sta cosa a noi ci piace. Qui ci sono un po' di carapaci. Ci sono un pochettino di schegge, perdonatemi. No, poldo. Ah, Poldato. bestia nel tronco. È un fallo peloso quello. Un fallo peloso. Allora, devo rifare un attimino la strada di qua. Tanto qua così lo faccio qui. Inizio a salutare i ragazzi. Va bene, ma vedo ad arrivare almeno al salvataggio. Bisogno di riposare. Eh sì. Guarda qua, no? Allora, devo vedere un attimino di qua. Di qua riusciamo ad andare. Ecco qua, dice che c'è una piattaforma qua in alto. Oh no, chi c'è adesso? Ok, fammi curare per sicurezza. No, sì, proprio in mezzo mi sono andato a mettere. No. Piano, piano. Ok. O dovrebbe farci fare il giro da dietro. Farci arrivare alla panca lì. Sì, assolutamente sì. Ecco qua. Allora. Qui si deve sbloccare qualcosa. Questo è poco ma è sicuro. Qua le campane sono state premute. Allora, ragazzuli belli, a sto punto siamo riusciti a fare un bel po' di passi avanti. Mo vedo di portarlo un altro po' domani. Quindi nel frattempo, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani. Buonanotte. Pensavo che era Gianmarco. Non è Gianmarco.